Cosa aspetti? Va ora in onda Liberamente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà e buon sabato. Allora, qui a furia di parlare dell'antisemitismo dei cretini, ci stiamo dimenticando l'antisemitismo strutturale, perché anche oggi ovviamente è tutta una cagnara sull'inchiesta di Fanpage che ha infiltrato una sua giornalista in un gruppo, diciamo, di gioventù nazionale, e questa giornalista ha rivelato scene, frasi, riferimenti folli di alcuni membri di Gioventù Nazionale. È il suddetto antisemitismo dei cretini. Ora, ovviamente, le tempistiche, il tentativo di appendere a questi 4 cretini una caricatura che addirittura riguarda l'intero partito più votato dagli italiani, c'è una dose chiara di strumentalità nella legittima inchiesta giornalistica di Fanpage, ma rimane il fatto che ha svelato una presenza di antisemitismo inaccettabile, cioè benissimo fa Fratelli d'Italia a cacciare questi cretini vanno sbattuti fuori da qualunque partito consesso civile di una democrazia liberale, non so neanche alla loro età per proferire queste frasi che puzzano del peggior primo Novecento, non so neanche che riferimenti culturali abbiano, che libri leggano, che vite vivano, cioè come facciano a trovarsi tra loro e proporre questi deliri. Quindi questo antisemitismo cretino non ha e non deve avere nessun diritto di cittadinanza in nessun partito conservatore moderno, europeo, occidentale. Fratelli d'Italia così si sta regolando e fa benissimo, e noi non dobbiamo distogliere gli occhi da un dato di realtà. Si è acceso un riflettore sulla presenza di cretini a destra che ancora ricicciano luoghi comuni, bestialità antisemite. E questo, come dire, lo mettiamo agli atti perché ve lo sta dicendo qualunque giornale in qualunque salsa da giorni. Ma a furia di dire solo e sempre questo, ci stiamo lievemente scordando l'antisemitismo strutturale odierno, cioè qual è l'antisemitismo che ha a che fare con l'essenza della contemporaneità. E rimettiamo un attimo le cose in ordine. L'antisemitismo strutturale odierno è, ad esempio, quello che attecchisce nei campus universitari americani in primis e da noi in secundis per mera imitazione, campus dove gli studenti ebrei fanno fatica a andare in giro perché sono assaliti e cacciati a volte in quanto ebrei. Qui a Radio Libertà intervistammo uno studente ebreo di Harvard che ha denunciato Harvard per antisemitismo. Nelle nostre università risuona da mesi il canto paranazista dal fiume al mare, che inneggia alla cancellazione dello Stato degli ebrei, e risuona nei gruppi antagonisti dei collettivi di sinistra. L'antisemitismo strutturale contemporaneo è quella farsa che è andata recentemente in scena nel mese del Gay Pride, dove in molte città c'è stata la caccia alla delegazione israeliana del Gay Pride, cioè la delegazione di uno degli stati, come si usa dire ora, più gay friendly, dove c'è più apertura, c'è più inclusione, dove per fortuna maggiore è l'attenzione ai diritti individuali e civili e all'attenzione delle minoranze, della libertà di scelta dei comportamenti sessuali di ciascuno. Ebbene, in questi Gay Pride si inneggiava ad Hamas e si cacciavano gli ebrei, cioè si inneggiava
a chi gli omosessuali li lancia dai tetti o li lapida, e si cacciavano i rappresentanti di uno degli stati più laici e attenti ai diritti civili anche degli omosessuali. L'antisemitismo strutturale contemporaneo l'ha rivelato in felice controtendenza ieri uno dei più importanti filosofi viventi, Alain Finkielkraut, che intervistato dal Corriere ha detto, con tutto il suo percorso alle spalle, lui era uno dei nouveaux philosophes, che poi ha, diciamo, ampiamente abbandonato il pensiero della gauche, ma che sicuramente non si può definire come un bieco destro razionale sovranista. Ebbene, Alain Finkielkraut ha detto che oggi, nella Francia di oggi, il vero antisemitismo attecchisce a sinistra, che addirittura quello della sinistra estrema di Mélenchon, che è la sinistra maggioritaria oggi in Francia, che è l'unica che si mostra vagamente competitiva rispetto a Marine Le Pen. L'antisemitismo in quella sinistra, ci dice Finkielkraut, è una scelta radicale di società, al punto che lui, occidentale, francese, ebreo, dice che tra i due, tra quelli che per lui sono due mali per il suo percorso intellettuale, ma non avrebbe dubbi a votare il Rassemblement National, che oggi è molto meno pericoloso di questa sinistra antisemita. Alain Finkielkraut, l'antisemitismo strutturale contemporaneo, e crediamo che abbia qualche vago titolo per descriverlo, ce l'ha appunto descritto uno dei più importanti membri della comunità ebraica italiana, anche recentemente in un'intervista alla Stampa. Riccardo Pacifici ha detto: mi fanno meno paura 4 deficienti di Gioventù Nazionale rispetto all'odio anti-ebraico a prescindere che attecchisce a sinistra. Quindi questo è l'antisemitismo strutturale contemporaneo, questo è l'antisemitismo che se la prende con gli ebrei vivi in carne e ossa oggi nel 2024, questa è la retorica che presta il fianco agli antisemiti e spesso ai neonazisti di oggi, cioè i tagliagole di Hamas, cioè i fanatici nazi islamici. Rimettiamo le cose in ordine. Cretini antisemiti nel centrodestra non li vogliamo. Va benissimo Fratelli d'Italia ad espellerli, se fa anche qualche verifica in più al suo interno non ci dispiace, ma oggi culturalmente l'antisemitismo strutturale, a prioristico, che informa la cultura d'establishment e di massa, è tutto a sinistra, ricordiamocelo. Grazie a tutti, a lunedì. Liberamente.